Bentornati amici per questo 10° episodio. Siamo già arrivati a 10 di questa saga veneziana in cui sto tentando di rendere Venezia una grande potenza economica. Ma nello scorso episodio ho incontrato un nemico degno di considerazione, cioè gli ottomani, che sono riusciti a evitare la conquista delle loro rimanenti province greche, che vediamo se hanno già convertito. Sì, hanno già convertito tutti, maledetti. E insomma, le due guerre contro gli ottomani, cioè quella dell'episodio 3 e quella dell'ultimo episodio, il nono, sono state di certo una parte interessante delle nostre avventure, insieme con la guerra contro l'Austria, che ci ha dato queste tre province importanti, che si è svolta nell'episodio 7 e è finita nell'8º, mi pare. E invece, riguardo a questo fatto che non riesco a modificare in più i nomi delle province, ho visto che si vede che è un bug se non altro è il mio gioco, ma probabilmente di tutti. Sono riuscito solo a modificare Gorizia e Creta, poi niente a fare, vediamo se per caso adesso funziona. No. Vabbè, niente di gravissimo, però purtroppo non potremmo nominare le province, le colonie come vorremmo. Peccato. Invece qui vedo che Milano sta vincendo, maledetta, contro Genova. Questo non ci voleva proprio. Spero non riesca davvero a riprendere Parma, perché se ci riesce sono rovinato. Rovinato. Non potrò annetterli, che è il mio obiettivo. Ci vantaggio loro. Vabbè, appunto nello scorso episodio gli ottomani ci hanno distrutto quasi distrutto l'esercito. Abbiamo evitato la fine solo pagando alla Crimea, che conduceva la guerra, una sanzione, cioè pagando 120 ducati. Ci siamo dovuti indebitare, e anche annullando l'alleanza con la Liguria, che sarebbe invece stata utilissima. Milano. Se io dichiaro guerra a Firenze non è il caso, vero? E a Siena invece si dichiara guerra. Ma io pensavo, prima di tutto, se prendo Roma non è male. No. Quindi fabbrichiamo pretese su Roma? No, non lo so. Non so più cosa sto facendo. I miei rivali rimangono. Gli ottomani ormai sono i miei nemici giurati, quindi non li toglierò più da questo posto, però magari, sai, gli austriaci adesso non hanno più così ragione di essere i miei nemici. Insomma. Vabbè, mandiamo il diplomatico a fabbricare pretese su Roma. Forse non è una buona idea, però lo mandiamo comunque. Mi odia sta gente qua. Forse è meglio stare un attimo in pace, senza. Allora, intanto siamo in guerra con l'Inghilterra, però io pensavo di mandare solo questa flotta a sostegno. No, non questa. A sostegno di quella francese, e di chiuderla qui. Speriamo che i francesi ce la facciano a sbarcare in Inghilterra, far fuori i loro eserciti maledetti. Se gli scozzesi magari uniscono l'esercito non è male. Lanza con chi in guerra? Contro una bella coalizione. E
questi stati sono ancora sotto la Danimarca. Sì. Ah, ecco una cosa che possiamo fare. Ecco una cosa intelligente. Come si chiama? Supporta indipendenza. Ecco, cercheremo di supportare l'indipendenza di Aragona, che è finita sotto la Castiglia, cosa che ci dispiace enormemente. Magari riusciremo anche a conquistare finalmente ste Canarie, in modo che la togliamo la Castiglia dall'Oceano Atlantico. E tanto non c'è nessuna novità importante. Quante province importanti? Troppe. Lombardia, Mantova, Abruzzi, Bosnia. Abbiamo tante pretese, ma ecco, io pensavo magari nel frattempo di reclutare. Che cosa reclutiamo? Ma non abbiamo soldi. Allora, aspettiamo qualche mesetto. Ah, giusto, la prima nostra. Allora, i soldi li procuriamo. Pensavo come primo. Vabbè, non abbiamo avuto una grande perdita in questo caso. Chi reclutiamo? Mio Dio, la nostra tradizione militare. Sì, dopo tutte quelle sconfitte lì non poteva certo migliorare, però speravo neanche peggiorare. Tra l'altro, vabbè, abbiamo perso tra i due generali il migliore, quindi siamo proprio allo stremo. Beh, comunque abbiamo capito le ragioni di sconfitta con gli ottomani. Prima di tutto abbiamo perso perché la loro fanteria ha una qualità incredibile. I nostri stupidi longbow, vedete, hanno, diciamo, 3 punti e 3 punti di qualità. Quindi totale 6, mentre loro ne hanno come totale 8, il che già li rendeva avvantaggiati, ma in più hanno come tradizione, avevamo visto, più disciplina e meno costo di creazione dei core. Cioè hanno di quei vantaggi sti ottomani. Magari avessi io delle tradizioni del genere. Vabbè, noi abbiamo quelle sul commercio, mi pare, che non fanno schifo. Trade efficiency e trade power. È brutto. Sì. Ah, è buono, buono. Però loro ne hanno proprio di quelle fantastiche. Disciplina e... vabbè. Soprattutto il costo di creazione dei core costerebbe... È come se avessero pretese su ogni provincia, e in più possono avere anche davvero le pretese. Quindi sono molto avvantaggiati. Allora, io appunto pensavo in questo momento... Allora, dato che la Serbia non ha alleati, di prendere queste 3 province serbe, magari anche prendere qualche soldo, non sarebbe male. E... questo è in Liguria. Miglioriamo anche le relazioni con la Castiglia, che già a tutte la stiamo supportando. Vabbè, forse sarebbe un po' assurdo pretendere di avere relazioni migliori. Allora, ma miglioriamole con l'Ungheria. Vabbè, anzi, prepariamoci già all'attacco qua. Allora, dove è il leader? Ah, l'abbiamo già tolto, quindi assegniamo il leader. Leader. Ecco, poi essendo una nazione anche fortunata, sti simpatici ottomani. Speriamo... non parte bene la guerra. Allora, dov'è la mia flotta? Speriamo che riesca a congiungersi in tempo con quella francese. Quanto esercito hanno questi
temibili no, serbi sono. Serbi. 6.000 uomini. Bene. Potevano anche averne di meno. Questi invece ci odiano. Ma mandiamo questo per 2 giorni come al solito. Esattamente. E dichiariamo guerra ai serbi. Conquista la Bosnia. No, però se ci conviene comunque per far questo mettere la Serbia come rivale. Allora, ma sì, aspettiamo ancora un mesetto. No, abbiamo già superato il limite di supporto. Poi riconquista la Bosnia, dichiariamo guerra. Niente di che. Mandiamo 2000 uomini qua, gli altri in Serbia. Anzi. Oh, guarda. L'evento che aspettavo. Perdiamo un'instabilità, però guadagniamo tradizione repubblicana, il che devo dire è molto più importante. No, cosa sto facendo? Ok, questo è tornato appena in tempo. No, non è tornato in tempo, scherzavo. C'è qualcosa che non quadra. Allora, comunque miglioriamo le relazioni con l'Ungheria. Ok. Vediamo se le nostre armate sono almeno migliori di quelle serbe. Stiamo andando un po' troppo veloci. Cavolo. Vabbè. 1000, boom, boom, boom. Ok, li abbiamo distrutti come niente. Li abbiamo dispersi. E si tratta semplicemente del fatto che... Beh, loro sono anche più arretrati. Sì, gli ottomani erano davvero avanzati. A parità di livello tecnologico avevano unità migliori, insomma, non avevano considerato diverse cose. Avremmo dovuto assediare l'Asia e bloccare gli stretti per evitare debiti, insomma. Quattro d'artiglieria da un bonus di 2. Allora cerchiamo di usarla con intelligenza, sta artiglieria. Vediamo quanta ce n'è qua. No, qua ce n'è troppo. Qui abbiamo già distrutto le mura, vabbè, allora lasciamo che ci sia troppa qua. Vabbè, che non c'è neanche tutta sta fretta. Poi rimandiamo qua. Il rischio di volta sarà aumentato per via della stabilità. Non esiste più un'armata scozzese. I francesi sono riusciti a farsi battere come degli idioti prima del nostro arrivo. La cosa non ci stupisce.
Detto che il computer si dimostra sempre idiota nelle battaglie navali. Il bello è che le nostre flotte unite dovrebbero vincere. Se non si uniscono sarà un po' difficile. Eccolo. Ti pareva? Vabbè. Situazioni che si ripetono. Master. Vabbè. Mandiamo questi qua. Dato che sembra un po' indietro con l'assedio. Genova, Genova. Ci hanno fregato con gli ottomani. Per fortuna cosa fanno sti qua? Oddio. Ok, proprio distrutti in un colpo. Bisogna essere più francesi, per essere così idioti. Cosa? Chi? Ah. Ok, calma, siamo ancora. E se andiamo avanti così finisce male. Voi ci dareste? Sarebbe ridicolo. Dove che vai? Beh, noi ti inseguiamo a nostro rischio e pericolo. C'è qualcuno nella coalizione che potrebbe uscire? Württemberg, Mantova, Milano, sì. Abbiamo migliorato con tutti le relazioni al massimo, ma restano. Miglioriamole con la Toscana. Che non ci sia un leader già non è una buona cosa. Allora vediamo che cavoli succede. Oh, bene. Se riesco a mandarli sarà un po' difficile. Magari però sono così idioti che riesco a unirmi. La Svizzera è diventata una monarchia dispotica, chissà cos'era prima. Vabbè, continuiamo la nostra opera malefica salendo. Oh, davvero questi se ne vanno? Però poi tornano, poi vanno, non si capisce che cavoli fanno. Ecco, avete un... bravi, avete un generale, Ecco, io mi unisco a voi, fate i bravi, come... vediamo almeno se è bravo sto capo della flotta francese. Ammiragli. Insomma, quello inglese è molto più bravo. Vabbè. Però almeno che a manovra un po' di più. Boh, al massimo perdiamo tutta la flotta, non c'è da preoccuparsi. Va bene.
forse non è stata l'opera più intelligente. C'è qualche... cosa fa? Addio Scozia. Dov'è? Mio Dio. Ok. Tu devi rifugiarti. Vabbè, Travuni è caduta. Sì, non c'è così tanta fretta. Possiamo anche mettere a riposo l'esercito Z. Intanto questa guerra è stata la più facile della storia. Ok, qui c'è una flotta francese. Vediamo cosa fa con l'inglese. Sbarcano quanto? E qualche uomo dai. Serbia caduta. Bene. Beh, lasciamoli qui. La Bosnia è caduta. Non siamo più degli incompetenti. Quello non importa. Bah. Bavaria ha dichiarato guerra all'imperatore. Sì, come imperatore forse sembra un po' un pollo il palatinato, Infatti era il momento ideale per attaccare sti disgraziati. Se non si fossero presi Parma, magari. Vabbè, non possiamo... No, fabbricare pretese su Parma, no. Forse è Roma la nuova possibile conquista, perché non hanno alleati. Già, Roma. Dopo la Serbia, Roma. Allora... possiamo magari già richiamare un diplomatico e dirgli di fabbricare pretese su Roma. Vediamo. Però abbiamo ancora 2 debiti da pagare. Qui non si sa perché si stacca dalla flotta. Alleata, però fa niente. Alla fine del mese ci stacchiamo anche noi dai toscani. Eccoli. Questa è tutta la flotta inglese. Qui abbiamo un po' di galee. Reclutiamo un esploratore. Possiamo farlo. Ma sì, dai. Saremmo più bravi noi. Mica tanto. Però. Eccoli. Arriviamo in ritardo, accidenti. Arriviamo a battaglia finita. Gli inglesi stanno già affondando la flotta francese. Vabbè, ci proviamo comunque. Boh, proviamo a ribaltare le sorti. Non ce la faremo mai. Dov'è la mia flotta?
dovrebbe capire dei nomi. Stella bla bla bla. Boh. Siamo andati a combattere insieme agli inglesi? No. Croce dorata. Sono queste? Boh, non si capisce. Le galere dove sono? Polazzi. Boh. Sì, devono essere le nostre, quelle che stanno affondando. Vabbè, noi facciamo a chi si salvi chi può. Ecco. Non abbiamo perso niente. Ciao a tutti. È stato un piacere. Sti inglesi maledetti. Vabbè, hanno vinto la battaglia navale, quindi la vedo un po' brutta per... Cosa ci fa la Toscana? Va bene. Anziché aiutarci con le tue navi. Vabbè. Niente di gravissimo. Abbiamo finito con l'Ungheria. Abbiamo già migliorato al massimo. Vabbè, questa la mandiamo a fabbricare pretese su Roma. Anzi, vediamo se vince. No, va pretese su Roma. Verremo scoperti subito in una maniera davvero indegna. Ancora pesce? Ma non avete capito che mangiamo già troppo pesce noi? Tutto pesce. Ma non avete fantasia? Inventatevi qualche... devo dirvi quale potrebbe essere l'obiettivo della partita, no? Per noi come Venezia. Potrebbe essere quello di controllare il commercio di tutte le merci esotiche, no? Avorio, tè, ceramiche cinesi, insomma, spezie, caffè, cotone, zucchero, tabacco, cacao. Questo potrebbe essere un buon obiettivo. Quelli lì si stanno... No, non possono annetterli, ma lo farebbero volentieri. Però se noi non riusciamo a produrre nemmeno un po' di zucchero o qualcosa in questi... nelle colonie, che cosa vi ho mandati a fare le colonie? A pescare, ma andate a pescare. Non mi sembra una cosa normale. Questi dove vanno in alto mare? Oh, finalmente. Dai, facciamo sta pace subito. Pace subito. Ma potremmo anche annetterceli, No, però costa troppo. Quindi facciamo 1, 2, 3. Dateci pure i soldi. Ragusa. Dateci pure potere. Forziamo la religione. Ok. Ci sentiamo soddisfatti. Vi abbiamo fatto tutto. Allora, logicamente teniamo Giampiero Bassano. Amministrativo, ottimo. Non ho visto bene se qualcuno soffre di... No, nessuno. Aggressione, no. Adesso sono pure cattolici, mentre noi ci teniamo tutte ste province maledette. Vabbè. Poi le Travugni. Ok, la guerra bosniaca è finita. Serba, che bosniaca ce l'ho, sti serbi.
Dov'è la flotta? Ancora. Beh, non abbiamo perso niente, dai. Almeno... Va bene, bene. Questo evento mi piace. Cerea. Ceara. Questo... Allora, noi intanto mettiamo questo. La nostra prossima conquista siete voi. Se non avessimo... Ah, non abbiamo già più il... Non abbiamo già più la tregua, quindi state pure pronti a morire. Stato pontificio scomparso dalla mappa. È ciò che io prevedo per il prossimo futuro. Wow, ma quanti cardinali abbiamo? Mi piace questa cosa, mi piace. Speriamo che non venga scoperto, ma non credo così. Ah, intanto qui un'insurrezione. Beh, ascoltate, ho capito che facciamo schifo, però sti arcieri qua. Ok, sono unità d'attacco, quindi ce l'abbiamo fatta. Ok, ce l'abbiamo fatta, ragazzi, calma. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Ah, qui ci sembra proprio che dobbiamo arrivare fino lì, Diplomatico. Allora, ripaghiamo sti debiti. Dov'è? Ok, tu vai pure qua. E a te ti facciamo fare qualche esplorazione dopo tanto tempo. Michele San Paolo. Vediamo se riusciamo... No, appena finiamo la colonizzazione, vediamo una cosa, se riusciamo a cambiare nome. Mi sa che si prenderanno questa provincia. Inglesi. Se i francesi con questa armata riuscissero a combinare qualcosa, non dispiacerebbe a nessuno. Il commercio come va? Qui arriva un sacco di roba a Venezia. E adesso grazie a queste province dovremmo aver aumentato ancora il nostro potere. Anche da qui ne arrivano diverse grazie alle navi. Napoli. Napoli dobbiamo prendersela. Però Castiglia e Savoia non è che siano proprio deboli. Soprattutto... Sì, soprattutto la Castiglia, direi. Qualcuno ti supporta oltre a me? No, solo io. E l'Ungheria com'è? Perché mi piacerebbe prendermi quella, cioè collegare fare il collegamento tra le mie province. Allora, dov'è? Francia, Mosca, Austria. Pareva. Dov'è che siamo noi? Appena davanti all'Ungheria, che però è alleata di Provenza, Boemia, Mantova, Savoia e Toscana. È già il 90. Noi continuiamo qui, andiamo in Lucania e
comunque è anche la Calabria. Se riuscissimo a prenderci tutto, sarei... Ah, giusto. Qui. Allora. Vabbè, aspettiamo che finisca con la Toscana. Perché? Mandiamolo subito. La Pomerania ha ceduto Memel all'ordine livoniano. Perché la Pomerania aveva Memel? Questa è la domanda. La Polonia, cavoli, si è allungata. Questi verranno inglobati, immagino. Ma al momento no, però. Credo che presto o tardi accadrà. Quando è che riusciamo a fare qualcosa? Vediamo qual è l'ampiezza adesso. Possiamo schierare 9 uomini in prima fila. Ah, dov'è? 9 più 5, però ci deve essere un valore di base che non so bene quale sia. Dovremmo avere più uomini, però... Ok, tu sei ancora vivo? Bravo. Tra un mese scopre anche queste. Siamo meno 15%, però loro non penso potranno avere altri punti. Spero di poter ripagare presto il mio ultimo debito. Questa flotta, ah certo. Mercanti magari possiamo anche nasconderli. Ma si fa anche questo. Poi torni indietro. Ingegnere italiano, non abbiamo tutti sti soldi, però chi rinuncerebbe? Nel periodo 1450-1600 gli ingegneri italiani d'assedio erano cercati altamente, molto cercati per insegnare i modi del forte, forte italiano sarebbe il forte a stella agli eserciti d'Europa. Nella maggioranza dei casi questi ingegneri non avevano identità nazionale come gli italiani moderni, insomma, e semplicemente lavoravano per chiunque potesse pagarli. Interessante. Ok. E questo dov'è? Ormai è arrivato? A questo punto andiamo anche di qua. Adesso vedi che sbarca qualche inglese a Venezia. Vabbè dai, torniamo indietro. Io spero sempre ci sia qualche novità qua, ma pare di no. Oh, oh. Ecco, quello che non volevo.
peggiore incubo si è realizzato. Allora, voi dove siete? Questi sono morti tutti, mi sa. Qual è la barca più vicina? No, no, qualsiasi cosa faccia. Voi, naturalmente, ve ne state ben lontani dalla battaglia. Novgorod non esiste più, ma ci sono altre preoccupazioni. Vabbè, non esiste più la nostra commerciale. Questi stacca bloccata. È staccata da bloccata. Morti tutti. 11 navi? Boh. Non abbiamo erano 10, poi sono diventate 11. Ok, cosa rido? Maledetti inglesi. E perché voi vi siete spostati? Cavoli. Abbiamo perso... Quant'è che valevano? 200 ducati. Ecco. Così impariamo a non stare attenti. Che cavoli fanno adesso quelli lì? Da dove veniva questo? Dalla Polonia. Qui c'è la flotta inglese, che tra l'altro se sbarca non può... Che cacchio faccio io se sbarca? Degli uomini. L'esercito è qua. 17.000, ma sono proprio pazzi. Vabbè, manderanno via la flotta, spero. Però può darsi di no. Allora, prima di tutto a sto punto aumentiamo il mantenimento. Avrei voluto dichiarare guerra a Roma, ma... Cavoli, il momento è più che mai propizio. Se non ci fosse una piccola... un piccolo impedimento inglese, maledetti inglesi. Sai perché ci hanno affondato la flotta? Perché vuole ricordarci che dobbiamo costruire 10 caracche. Quant'è che ci manca per avere la tecnologia per costruire le navi un po' più moderne? No, aspetta. Ah, ecco, 9. Manca un po' tanto il 9. Beh, però possiamo costruire qualche caracca normale. Tra l'altro loro non hanno... Dov'è la nostra? Perché adesso io ci riprovo. Perché no? Io ci riprovo. Questi arrivano ormai. Allora. Provo ad affondargli la flotta. Perché ho tante galee. Allora la mia flotta è più numerosa. Abbiamo tante galee. Sì, affondo la flotta con l'esercito. Che sono più efficaci nel Mediterraneo. 14 galee.
E loro chi hanno? No, loro sono pari, solo che noi abbiamo 14 galere, loro 5 caracche in più, più o meno questa è la situazione. Il diplomatico che cacchio ne faccio? Questo l'abbiamo già mandato. Poi migliora con l'ordine. Allora, qui avevamo già migliorato. 4, 5. Volevo. Arriva all'11. Vabbè, quindi non posso evitare lo sbarco. 8, 9. No! Il diplomatico dove lo mandiamo? Serbia. Il 14. Intanto la flotta è qua. Potremmo anche lasciarli perdere. Quando è che arrivi? 13. Però invece li attaccheremo. Non hanno leader? C'è qualche flotta alleata che ci aiutano? Proprio nessuno. Toscana no, Ah, bene. Qualche uomo. Speriamo che il cielo ce la mandi buona. Allora. Partiamo con la stessa posizione. Lui ha uno shock pazzesco. Il mio morale fa schifo. Il loro morale base è migliore perché hanno le loro tradizioni che li aiutano. Ok, ho fatto una cavolata. Ceara si sostiene da sola. E non possiamo chiamarla Barbarigia, vero? Barbarigia. No. Ok. Idee religiose. Ok. Come andrà sta battaglia navale? Se riusciamo a vincerla siamo dei fighi assoluti. Se solo ci aiutasse la Tunisia. Accidentaccio. Napoli con chi stai? Tu con nessuno. Poi 0-0. Cacchio. No. Non sta andando bene. Che cavolo faccio adesso? 0? Ma perché 0? Fai 9. 0. Ok, non è una buona idea. Non è stata una buona idea. Ritirata strategica, ragazzi. Speriamo di non perdere troppe navi. Vabbè, ne abbiamo persa una.
Altri 20 ducati andati alla malora. Sta flotta inglese. Boh. Non lasciamo perdere. Siamo avanti il tempo. Allora, tentiamo almeno di portare l'esercito. Diplomatico. Non negoziare per noi perché direi che le battaglie stanno andando leggermente male. Leggermente. Allora, cosa ce ne facciamo di questo? Quanti sono? 500. Va bene. Aspetta alla fine del mese. Boost, dov'è che è? Pure i pirati. Tra inglesi e pirati, guarda. Non ci lasciano speranza. Abbiamo pure esaurimento di guerra. Allora, dobbiamo attaccare il prima possibile gli inglesi. E il prima possibile, cioè dobbiamo disfarci proprio degli inglesi. In modo che poi possiamo dichiarare guerra allo Stato della Chiesa prima che faccia alleanze, che è già un miracolo che non le abbia già. E se gli dichiaro già guerra, no, un po' troppo rischioso forse. Con chi miglioro con voi ottomani? No, con i mamelucchi potrei migliorare. Proviamo. Allora, dobbiamo attaccarli prima che portino rinforzi, perché potrebbero anche portare rinforzi. Noi abbiamo un leader a differenza loro, ma è come se non l'avessimo, perché è talmente idiota. Allora, dov'è? Del resto non ne reclutiamo nuovi perché reclutiamo anche un mercenario. Aspettiamo magari un momento, però non troppo, perché secondo me quelli lì ci mandano altri. Ecco. Addio flotta inglese, quant'è? Oh no, forse riesce a scappare. No, se ne rimane lì. Attende la propria morte. Allora, siamo troppo sbilanciati. Reclutiamo un altro mercenario. Lucania.
Ah sì, facciamo quest'ultima. Calabria. Che tecnologia hanno sti qua? 8. Accidentacci. Allora ci tocca anche a noi fare la 8. Potremmo aspettare un anno, ma non è il caso. Ok. Dai, facciamo subito. Ecco, il prossimo livello 9. Miglioriamo molto la fanteria. E qui arriviamo al 31 già. Quindi dobbiamo aspettare. Mandiamo solo questi adesso. Quando è che arriva? Aspettiamo ancora un giorno. Ecco, il nostro esercito arriva il 3. Speriamo che bastino. Vai. No leader. Quanti ne abbiamo persi, scusate? Dovremmo vincere. No, scherzo. E se abbiamo una prima linea un po' troppo piccola forse. Sì. Perché questo è andato meglio. Facciamo schifo di fuoco. Oddio. Vinciamo molto in questa fase. Si può darsi che, come diceva qualcuno, oh mio dio, c'ho il limite a tutto. Ok, troppi cannoni abbiamo. Troppi cannoni. L'esercito non va bene così. Mio dio. Ah, l'Austria è di nuovo imperatore. Adesso anche loro sono sproporzionati. Che balle però. Allora. Ok. Non possiamo aspettare che arrivi un altro super esercito. Allora, voi, maledetti. Ok, mi avete molto deluso.
fanno a Trento per essere inattaccabili. Ok, rimanetevene a Verona, maledetti. Allora, creiamo l'ultimo reggimento, dai. Toscana. Ah, una volta un amico, finalmente. Allora, aspetta, questi li uniamo. Adesso dovremmo vincere, penso, perché... Ma aspettiamo la fine del mese, magari. No, arrivano già. Allora, vediamo un po'. Pronti? Arrivate il 4. Quindi voi aspettate un giorno. Il 5, bravi. Hanno rotto le mura? Ah, mandano il 6. Vabbè. Un giorno in ritardo, non è grave. Oh. Addio. Finalmente una battaglia vincente. Ci mancava. Ok, quindi aveva ragione Guagliio, era chi scriveva troppa artiglieria. In effetti per questa fase di gioco avevo troppa artiglieria. Ok. Allora, questi mercenari li compattiamo. Vabbè, adesso non sarà certo più così difficile. Cosa sto facendo? Questo perché me l'ero dimenticato. Calabria, Tunisia, com'è con la Tunisia? Dovremmo riuscire ad annetterla. Questi qui del Friuli vogliono farsi ammazzare. E se riprovassimo la battaglia... Dovrei aver imparato dall'esperienza. Però c'è una bella flotta che si avvicina. Ma sì, dai. Riproviamoci il 6. Magari siamo fortunati questa volta. Abbiamo straperso prima. Però secondo me loro non hanno riparato le navi. Vediamo se abbiamo ragione. Loro ci raggiungono. Se non ha riparato le navi, abbiamo possibilità di vittoria. Allora... Questi li mandiamo, li lasciamo qua e riduciamo un po' il mantenimento. Ok, abbiamo sempre un po' di sfiga in queste situazioni. Però ce la possiamo fare. Dai, abbiamo fortuna in
invece, dai, che questa volta vinciamo. Se riusciamo a affondare la flotta inglese mi sento un eroe. Dovevamo dimostrare, come dicevo già in qualche episodio passato, che siamo i migliori quanto a flotta. E distruggere la flotta inglese è proprio il modo migliore per dimostrarlo. Flotta inglese. Bubu. Guarda che sta affondando davvero. No, però due. Ok. Questo è già un po' meglio. E vai, guardate, abbiamo conquistato 3 caracche. 3-3-3. Ottimo. Vuol dire che abbiamo guadagnato più di quello che abbiamo perso nella battaglia navale precedente. Ecco. E non tornate più, inglesi malefici. Ah, che soddisfazione. Che soddisfazione distruggere le flotte inglesi, è sempre stato il mio sogno. Ok, e siamo comunque dentro il limite perché avendo perso navi prima. E sti mercenari, beh, li dobbiamo tenere a sto punto. Non si sa che cosa può succedere. Però il punteggio peggiora. Beh, ormai però l'Irlanda ce la facciamo prendere. Ok, abbiamo fabbricato. Aie. Vabbè, niente di grave. Ribelli nobiliari. Anzi, dove sono ste cog? Siamo un po' in perdita. Allora, Monastir. Giusto. Perché? Accidenti, adesso il più vicino è questo. Vabbè, lo possiamo richiamare a fine mese questo. Quanto durerà sta guerra? Prima vado ad attaccare sti papalini. Così rimuoviamo dalla mappa lo stato della chiesa. Fino a quanto invece abbiamo sta pretesa? Beh, abbiamo ancora qualche anno. Però non possiamo nemmeno aspettare all'infinito. Aspettiamo di arrivare qua per annunciargli la lieta novella. Eccola qui, conquista di Roma. Ma sì. Stato papale. Te lo dico papale papale. Allora. All'attacco. Qual è il limite di supporto? 44. Boom. Distrutti. Lasciamo. Io direi poca gente. Questi.
Non posso lasciare un blocco navale perché... Vediamo quanto c'è. No, 0. Ottimo. 2 appunto. Ah, potrei anche migliorare. Vabbè, prima andiamo ad attaccare i ribelli di Corfù che non mi sono affatto simpatici. Beh, sono 5.000 uomini adesso. Però, meglio distruggerli il prima possibile. Allora, qui abbiamo richiamato l'uomo. Con chi miglioriamo? Abbiamo già migliorato al massimo con tutte le relazioni. Miglioriamole con la Toscana. Adesso le flotte, la nostra flotta potrebbe ambire, no, c'è quella della Castiglia, però quasi quasi siamo lì, insieme alla Castiglia, e dovremmo superare la Castiglia perché certamente è importante prendere. È importante prendergli le isole Canarie, va bene. Quindi, ecco perché sono morti non i mercenari. Vabbè. Oh, bene. Qui dovremmo aver quasi finito, qui invece abbiamo appena iniziato. Perché guadagniamo così poco? Perché è tropicale, questo invece non lo è. Sì, ci stiamo tropicalizzando. Allora, mandiamo l'artiglieria a Roma. Status quo, va bene, status quo. Vincono sempre meno. Bene, bene, bene. Se avessi un'altra unità di artiglieria sarebbe ancora più veloce. Sto assedio. Perderò un'instabilità però se metto Roma, è vero? C'è l'evento antipatico. Vabbè, un'ostrega. Un'ostabilità. Vabbè. Ce la possiamo fare, ragazzi. Ce la possiamo fare. Ci sarà qualche evento positivo, dai. Che compenserà quelli negativi. Sarebbe bello anche prima o poi far fuori i napoletani e prenderci l'Italia. Però hanno troppi alleati al momento, quindi miglioriamo le relazioni con loro. Un buon diversivo. Water shortage, ti prego? No. Vabbè. Ecco qui ciò che rimane della loro flotta. Come va col doge? È abbastanza bravo. L'unica cosa è che non possiamo permetterci di avere tutta sta
Questo costo per i mercenari. Corfù, Albania, Cardinale, non più leale. Beh, questo non è che ci cambi granché. Miglioriamo l'opinione, dai. Tra poco non esisterà più, però miglioriamo l'opinione. Food shortage, tra poco. Ci annettiamo anche Roma. Il loro entusiasmo è davvero basso, anche il nostro. Perché non abbiamo power? Questa è la spiegazione. Mecklenburg è diventato vassallo. Sti polacchi però si stanno espandendo un po' troppo. Sono i nostri alleati, sono... Beh, per fortuna non si espandono i nostri nemici. Ah, ma... Che balle. E questi? Vabbè, aspettiamo un mesetto e la flotta è pronta. Va bene, ce la possiamo fare. L'espansione aggressiva qui non è poi tanto alta. E dai, è sotto controllo se non altro. Mi chiedo cosa succederà quando annetterò Roma. In effetti non avevo pensato all'impatto della stabilità. Perché cosa sto aspettando ancora? Allora. Facciamo così. Cosa sto facendo? Mandiamo questi. Cos'è che vogliono i contadini? Io posso anche accettare, no, enforce demand, accept demand, 10 di prestigio. Ma 10 di prestigio cosa me ne frega te? Le tasse, non so. Allora facciamo così, aspettiamo che abbiano successo. E poi, tanto per dargli un contentino. Noi ce ne rimaniamo qua. Abbiamo vinto l'assedio di Roma. Perché ci odiano tutti così tanto? No, ci odiano, si vogliono rivoltare i nostri sudditi. Perché? Cosa gli abbiamo fatto di così male? Perché i nostri introiti sono così bassi? Perché? Basta, ok, la smetto. Perché? 28, quant'è che è questo? Sarà 60%. 28 più 60, 80. Mi sa che ci conviene aspettare un po' prima di ammettere. Ma questo
sensazione. Roma è nel nodo di Genova. Ah, è la nostra prima provincia nel nodo di Genova. Già. Perché non c'è più il Palatinato? Vabbè. Vediamo un po' solo per curiosità. Cos'è che gli chiederemo secondo voi? Non soffriamo grande ripercussione di espansione aggressiva. Il problema sarebbe un altro. Abbiamo perso un cardinale. Vabbè, anche logico. Però perché ne ha due la Castiglia? Dovremmo cercare di evitare che questo avvenga anche in futuro. Ma possiamo aspettare un po'. Aspetta. Questo mandiamolo a fare qualcosa di utile. Sì, forse. Ma sì. Aspettiamo un po' per evitare rivolte. Tanto abbiamo visto che siamo abbastanza avanzati nella tecnologia. Dopo quando ci sono gli eventi positivi io sono contento. Dopo la caduta di Costantinopoli, un grande numero di soldati greci e albanesi si unirono alla causa della Repubblica Veneziana per combattere contro gli ottomani. Erano chiamati stratioti, derivante dalla parola greca per soldati, ed erano cavalleria leggera temuta. Uno dei loro leader più notabili era Graitzas Palaiologos, che era stato un comandante bizantino fino al 1461. Guadagniamo tradizione militare e manodopera per l'esercito, proprio quando ci mancava. Quindi davvero ottima sta cosa. Quanto mi è piaciuto sto evento. Però ci vuole un evento anche per la stabilità, per essere al meglio. Ma qui quanti razzi uomini hanno portato? Adesso che la Francia ha la superiorità navale grazie a noi, tra parentesi, potremmo, se no, così non possiamo fare niente. Se cosa facciamo? Invece una cosa possiamo fare. Gli affondiamo anche il resto della flotta. Non è una cattiva idea. Allora, dato che loro sono venuti qui a rompere, questi vabbè li teniamo a pattugliare. Ok, Monastir l'abbiamo reclamato. Loro sono venuti a affondarci le navi. Adesso noi li contraccambiamo, no? È giusto, sacrosanto direi, no? Perché l'Austria è così rivale? Non ci interessate più? Magari la Carinzia in effetti ci potrebbe interessare. Ci odiate proprio, ma sì, allora li contraccambieremo.
Carinzia, Crei. Ah vabbè, aspettiamo per questo. Miglioriamo con la Savoia e con la Bavaria, dai. Le nostre relazioni. Ci piacerebbe poter essere pagati. Ah cavoli, ho già capito tutto sto qua. No, perché se se ne restava lì senza troppi problemi poteva riuscire a farli fuori. Ma vabbè dai, non spendiamole queste. Poi me ne pentirò però. Spendiamo piuttosto questi. E questi. Ah sì, giusto. Già io mi ero già dimenticato questa cosa. Eccoli qui. Allora qui dobbiamo migliorare, perché sennò... Allora anzi, aspettiamo il mesetto perché... guarda chi si vede! Allora siete idioti! Ciao! Siete riposati, vedo. Però non avete grandi possibilità. Invece vi state vincendo, vedete, no? No, che vincendo. Avete un po' di morale in più, ma appena la mia superiorità numerica si potrà spiegare. Dai, dai. Addio flotta inglese. Addio. Questo me l'aspettavo, perciò mi stavo preparando. Però un momento. Quando è che arrivate? Ok. Benissimo. 4! Mio Dio! Ah, ah, ah. Ok, andate a Casablanca. Ok, adesso abbiamo riempito, immagino. Quindi l'abbiamo anche superato. Questo significa che forse mi conviene affondare una Kogo 2. Ti affondi. No, vabbè che adesso conquisterò. Vabbè, allora facciamo finta di niente. Magari diminuiamo un po' anche il... sti cardinali. Quindi l'Inghilterra non ha più una flotta, l'orgoglio della nazione. Non esiste più. Ve lo dicevo io. Inglesi, non combattete contro lui. Però avete ancora una nave, in tutta l'Inghilterra c'è ancora una nave. Non riusciamo a fargli pagare qualche sanzione anziché pagargliela noi a sti inglesi. Sbarcare sto esercito non sarebbe male.
Tra poco annettiamo anche te. Chi è? Che ribelli ci sono? No, contadini. Pensavo fossero i bizantini. In effetti è un po' tardi per i bizantini. Però sta nave rompe un po', Appena riusciamo ce la mandiamo. Siamo i secondi nel rank militare, non si sa come sia possibile, dato che il nostro esercito fa schifo. Improvvisamente secondo. Rivolta bosniaca. Allora facciamo così. No, non abbiamo tempo. Quando finiamo ste colonie, cosa vuol dire quando sì, appunto completiamo le colonie, dovrebbe crearsi il nostro primo stato coloniale, che è una novità dell'espansione. Non so ancora più come usare di nuovo. Scopriamo le cose senza... Ah, non abbiamo più l'influsso bizantino. Peccato. Scusa, tra l'altro fammi capire. Potevamo farlo adesso, non l'abbiamo fatto. E comunque col prossimo livello avremo unità militari molto migliori. Meno 10% era meno 60. Quindi nello stesso mese in cui avremmo potuto prendere sta cosa abbiamo perso l'influenza. Vabbè. I colpi della sfortuna. Cosa pensano i nostri mamelucchi? Abbiamo lo stesso rivale mamelucchi. Una bella volta ci alleiamo per bene. Allora, perché sti mercenari sono un po' troppi. Vabbè, adesso li usiamo contro... Vabbè, facciamone uno. Però il problema è che adesso dobbiamo ancora ripagare i soliti debiti. Perché... sti cambiamenti repentini. Ma sì, ma bloccatela sta Inghilterra, no? Voi francesi che potete, che siete lì vicini. Noi andiamo a distruggere sti pirati. Spendendo un sacco di soldi per il mantenimento, quindi cerchiamo di far fuori sti ribelli il prima possibile. Forse più un po' più rapida la cosa. Io direi
facciamo solita metà Alessandria, metà Venezia, magari guadagniamo un po' così. Nazionalisti montenegrini, cosa ci fate in Bosnia? Pareva. Pirata morto, molto bene. Ecco, arriviamo proprio giusto in tempo qua. Allora, i mercenari li compattiamo come al solito. Mio Dio, ma quanto ci è impiegato a fare un passo? Bel po'. Vabbè. La missione impossibile è conquistare la Lombardia, ma finché non ci sono opportunità. Allora, riduciamo un po' il mantenimento qua. Buono. Se riuscissimo a far pagare qualcosa a sti inglesi, ma non possiamo riuscirci. Di sicuro non fin tanto che loro hanno un esercito. E potremmo fare un assalto pazzesco che nessuno ci crederebbe mai. Quanti soldi hanno sti inglesi? Ecco, facciamo una cosa intelligente, vediamo un po' quali sono il tesoro. Boemia, Mali, Congo, Mali. Trovo interessante la Boemia, vabbè, la Valacchia che è lì al nostro confine, il Mali. Ho anche un casus belli contro voi per caso. Va bene, bravi. Allora, ribelli, accettiamo di sicuro le vostre. Bastava chiederlo, le avremmo accettate anche senza vostre rivolte. La stabilità, quello è un problema un po' più di fondo, radicato. Allora, perché noi dal Mali potremmo esigere queste due province, così non se le conquista prima qualcun altro. Vediamo un po' cosa combiniamo con sti Mali. Sti Mali. Non abbiamo ancora, per qualche ragione, casus belli contro loro, però qualche claim su di loro di certo lo prendiamo. Ecco, tu ad esempio, se c'è il caso di toglierti. Siamo 27.000. Beh, non facciamo più così, 29 per... Non facciamo più così schifo.
possiamo essere abbastanza soddisfatti di come vanno le cose. Macedonia fin quando l'abbiamo? Per poco mi sa. Cioè, poco. Ah, mostri francesi maledetti, sì. Amo. Bergamasco. Non ce l'ha messa, però si trova qui. La mia cittadina. Allora. Che cosa guadagniamo? Diplomatico. Ambasciata. Va, possiamo aspettare, possiamo aspettare. Era meglio aspettare, non aspettare e avere l'influsso bizantino. Però possiamo aspettare. Oh, guarda che bello, il popolo si sente al sicuro. Cosa ci porta? Stabilità, grandissimo. La nostra politica di incoraggiare la ristrettezza mentale ha portato il nostro popolo a sentirsi sicuro dalle pericolose nuove idee che stanno fuori nel mondo. Questi eventi sono quelli anche per cui ho scelto l'idea religiosa. Già guadagneremo il casus belli contro il Mali grazie alla prima idea che c'è qua. Ok, ottimo, quello che ci serviva. Ecco, giustamente nel rank militare siamo tornati ultimi, come ci si poteva immaginare. Ah, bravi, pure gli eretici sono contro gli inglesi. Non sono eretici da poco. Non si sono fatti scacciare come i primi arrivati. No, se fossimo noi a condurre la guerra la porterei davvero a termine. Ma dato che tutto sommato a noi non interessa. 0%. 1%. Insomma, non un grande chance. Forse questa nostra flotta sarebbe meglio portarla qua e invece fare senza lui, mentre lui lo mandiamo a fare altre scoperte incredibili. Dai. Pensa alle bloccate come fanno cambiare il punteggio. Se riusciste a far pace bianca sarebbe il massimo. No, non possiamo, dobbiamo aspettare di avere... di aver pagato i debiti, questi qua. Cavoli, però l'economia va molto peggio per dover pagare tutti questi mercenari. Facciamo così, va. Il prossimo mese prendiamo l'idea. Una buona idea. Non so bene più cosa farmeli tutti sti.
Boemia. Questo invece se la cava. Ecco, nelle prossime colonizzazioni andrò sempre più in qua perché vorrei raggiungere la Groenlandia prima che lo faccia magari qualche inglese maledetto. Questo certamente. Questi francesi sono un po' troppo veloci. Allora, con chi avremmo guadagnato? I Maya qua. Ok. Oh yeah. Questo era da immaginare. Infatti mi sa che dovremmo lasciare delle unità a pattugliare. Non so perché non l'abbia fatto prima, però. Dato che era da immaginarselo. Bravi. Ottomani. Ecco, questi qui sono proprio gli stati. Contro cui dovrò focalizzarmi. Per caso. Ah no, siamo in guerra, non posso chiedermi. Quanto manca al Mali? Ah, tutto sommato poco. Perché ogni tanto cambia da cordiale a amichevole? Non ho mai capito esattamente la differenza. Bravi, andate ancora più su. Come rischi di volta? 3%. Questo lo mandiamo a fabbricare anche un altro claim. Un'altra pretesi. Brutto evento. National tax. Oh mio Dio, quanto perdiamo qua. Da 7 qui. Vediamo che cosa succede. Per 10 anni siamo dei minorati. Vabbè. Qui. Guarda che si vede. Perché voi siete... Chi è lì? Spero non ci sia nessun tipo di occidentale in giro. Ci aspetta una dura battaglia navale contro 3 navi pesanti, però. Come avete fatto voi pirati? Ah, sei un genio allora, vabbè. Oh, bene. Alla fine abbiamo anche questo cardinale. Mio Dio, ma io sono... dove sono andato fino? Qui affonda tutto. Ah, mio Dio. Mi sa che ho esagerato questa volta. Sono andato un po' troppo lontano. Lo chiameremo Ulisse. Ah, ci hanno scoperto. Bene, il timore generato da questa scoperta non è proprio propriamente
terrificante. Quando è che fanno pace quelli lì? Secondo voi arriviamo a casa? 15. Ma secondo me arriviamo per miracolo. Sì, dai, che ci arriviamo. Ma qui più che altro dobbiamo continuare a mantenere buone relazioni con... per continuare a mantenere buone relazioni. Sono tutti in coalizione contro noi, però dobbiamo almeno fare in modo che non sembri che noi abbiamo ragione loro torto. Sì, comunque arriva sano e salvo. Genova ha dichiarato guerra alla Sardegna. Va bene, dai. Contro... solo la Sardegna. Neanche un alleato c'è stasera. Poveri cavalieri dei miei stivali. Ma io direi chiudiamo l'episodio con l'annessione di una città molto qualunque. E dai, siamo arrivati alla fine, siamo vivi. Allora, qui lasciamo... cosa lascio io qua? Una galea ancora? No, 2 galee lasciamo. Queste 2 galee inizino a pattugliare. Invece, questi facciamo ritornare a casa, dai. Anzi, proprio a Venezia facciamo ritornare. A Treviso. Chissà se... non credo Treviso sia proprio sul mare. Sì, qui è tutto un po' particolare. La geografia è un po'... cavoli, stanno perdendo la guerra, ma la vincono perché si sono... hanno sto vabbè. Alla fine riusciranno a prendersi. Questo dove viene? A quello del Mali, che dobbiamo far tornare in Mali. Anzi, vabbè, facciamoglielo tornare in Mali, no? Voluf. Allora, possiamo ripagare un debito. Ogni tanto ci riusciamo. Quell'altro quando è che scade? Fra un anno. Spero che riusciremo a pagare pure quello. Se adesso siamo sbilanciati sulla... probabilmente sulla artiglieria di nuovo. Però almeno guadagniamo un po' di più. Speriamo che non ci attacchi nessuno. Anzi, forse ci conviene mandare l'esercito a Venezia. Ok, Milano adesso ci vuole sempre più. Bene. Per finta, però ci vuole bene. Miglioriamo anche un po' con Siena, che di sicuro si sentirà offesa
fatto che non abbiamo, che gli conquistiamo la provincia a fianco. Pensavo di andare a bloccare un po' di porti inglesi, perché così magari riusciamo a convincerli a rappacificarsi con i francesi e tutto va meglio. Ormai qui tutto calmo. Siena richiede accesso militare, non si sa perché, ha già capito che dovrà passare da noi, fra poco la circondiamo. Quindi magari prossimamente cercheremo di prenderci soldi da quei simpatici servucci. Vediamo se riesco ad arrivare prima che i francesi facciano qualche pace dannata. E invece come va a queste province? Speriamo di non produrre pesce. Dai, abbiate un po' di fantasia, ci sono tante cose più belle del pesce. Ecco la Castiglia dichiara guerra a Navarra, che non si sa. Aragona, perché anziché aiutare i tuoi nemici, non aiuti gli amici? Io direi lasciamola bloccata qua e andiamo avanti. Lasciato una bloccata qua, andiamo avanti. Blocchiamoli un po' tutti sti inglesi. Michele San Paolo è morto. Morto. Pareva. Vabbè che adesso direi che abbiamo esplorato un bel po'. Molto. Ci servirà un conquistatore da portare in queste regioni. E quindi per ora non facciamo niente. Non abbiamo più claim su Mantova. Ma voi non ci offrite trading basic rights? Quanto che ci costerebbe? Un bel po' immagino. Però dai, blocchiamo tutto, sti inglesi. È vero, è morto l'esploratore, ok. Già. Beh, vediamo se fanno pace adesso sti inglesi. Questo gli facciamo ricreare la pretesa su Mantova. Sì, non perdiamo più o meno un ducato al mese per via di quell'evento negativo.
Quasi quasi alzo le tasse. No. Lasciamo perdere. Inglesi. Vabbè, possiamo annettere Roma. Penso proprio di sì. Ci costa tra l'altro mica tanta sovraestensione, solo un pochino. Un po' di potere diplomatico, come è giusto, però non abbiamo... Quant'è che costerà? Aspettiamo 2 mesetti perché non abbiamo... Intanto anche la Bosnia è provincia nazionale, non abbiamo più sovraestensione. Chi cerchiamo di impedire in queste cose? La Francia, la Castiglia. Però la Francia non ci riusciamo di sicuro. Forse l'Austria o forse Siena. Vabbè, Siena no, dai. Siena non è così pericoloso. Quanto siamo veloci. Basta. Questo lo richiamiamo. Qui rischiamo di perdere la flotta. Allora, quant'è che volete essere pagati per darci accesso? Siamo alleati, ragazzi. 1,6 al mese. Ma siete proprio... Che alleati siete? Mamma mia. Vabbè. Per qualche mese ce lo potremo permettere. In questo modo... Ok, qui non ci sono più problemi. Solo questi hanno dei problemi. Qui ne lasciamo solo una, le altre le facciamo curare. Anche qui ne lasciamo una. Ok, il diplomatico è tornato. Chi sono ste due? Una. Aspetta, mi sono perso un attimo. Questa dov'è? Ah, questa e l'altra? Ah, questa che comunque è arrivata adesso. Ok. Questa che nave è? Una galea. Ecco, meglio lasciare le galee che sono le meno costose nel caso ci si dimentichi di loro. Riusciamo a pagare quel debito in tempo? Quel debito? Giugno, fra un anno. Potrebbe darsi di no. Allora abbiamo un diplomatico qua. Che gli facciamo fare? Pace? No? Ok, possiamo farlo.
Dai, annettiamo Roma. Ah, giornata storica. Ah no, costa un po' di più, quindi ho fatto un po' presto queste cose. Vabbè, per un giorno, di certo non possiamo permetterci. Adesso cosa ti facciamo fare a te? Cosa ti facciamo fare? Migliora le relazioni con la Castiglia. Sono irreparabili, però. Provaci. Magari riesci a migliorare. Ecco, questo è quello che sapevo. Tutto il mondo per perdere reputazione, cioè perdo reputazione davanti a tutto il mondo, perdo stabilità. Ma non vi do indietro Roma, avete capito? E non provate più a richiedermelo. Ah, non perdo più? Come mai? Oh mio Dio. Allora, adesso posso, ecco, integrarmi e lo faccio volentieri. Bene. Roma è nostra. E adesso tu sei isolato, sei... Se non fosse che hai degli alleati così forti, saresti già mio. Allora, sti Inghilterra, ma arrenditi. Nessuno c'ha più voglia di fare sta guerra, non so se avete capito. Intanto abbiamo migliorato le relazioni con Siena. Con chi le miglioriamo? Io ho paura che se lo mando a Mantova scoprono del... non so come mai, ma... Allora, andiamo alle... Vado. Allora, adesso chiudiamo l'episodio. Come rivale chi scegliamo questo? Un rivale un po' ridicolo. Al momento non possiamo fare nient'altro, ma sì, scegliamo questo. Ok, dai, al prossimo episodio. Beh, dai, questo episodio doveva concludersi con un evento, no? Il 10° episodio. Un evento importante. Ok, ciao!